Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura nuovi aggiornamenti in merito all'omicidio di Francesco Bacchi, il ventenne ucciso sabato scorso fuori dalla discoteca Medusa di Balestrate a Palermo. Al vaglio degli inquirenti adesso via un video della rissa. A parlare in queste ore è stato il legale di Andrea Cangemi. Il giovane posto è stato di fermo. Aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio in merito alla morte di Fauzia Islam. La procura di Palermo indaga sul caso della 17enne scomparsa l'8 gennaio scorso e trovata morta in mare da un peschereccio sabato, esclusa la pista del matrimonio combinato. Giornate nere quelle siciliane in merito agli incidenti stradali. Dopo i 3 di oggi tra Enna e Palermo che hanno causato il ferimento di 6 persone, a Paternò nel pomeriggio è avvenuto uno scontro tra 2 auto che ha causato un ferito. È stato necessario anche l'intervento dell'elisoccorso. Persiste invece il problema riscaldamenti in diverse scuole della Sicilia. Sulla situazione è intervenuto il segretario della FILC-CGIL Sicilia Adriano Rizza parlando di una situazione inaccettabile. Non sono mancate in questi giorni anche le proteste di alcuni studenti. E in chiusura il meteo, si contendono ancora le giornate in Sicilia, il sole e le nuvole, e così sarà anche per domani. La protezione civile regionale non ha diramato alcuna allerta meteo, anche se non si esclude la possibilità di precipitazioni in diverse province siciliane. Ed è tutto per questa edizione. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.